Manifestazione di protesta stamane da parte dei rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria davanti alla Prefettura di Agrigento per esprimere la solidarietà ai colleghi di Santa Maria Capua Vetere e denunciare l'abbandono del Ministro del Dipartimento. I vertici sindacali hanno chiesto oggi un incontro con il prefetto di Agrigento per consegnare un dossier sulla situazione carceraria esplosiva e grazie all'inerzia dei vertici governativi, dipartimentali e provveditoriali. Ma essenzialmente sono due. Ci tengo a precisare che la Polizia Penitenziaria oggi sta manifestando in segno di solidarietà nei confronti dei colleghi di Santa Maria Capua Vetere in tutti gli istituti penitenziari della Repubblica Italiana. Fondamentalmente è successo questo: la Polizia Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere ha notificato 44 avvisi di conclusione delle indagini. Ora, siccome la responsabilità penale è soggettiva e quindi con questa modus operandi non hanno fatto altro che cercare di, almeno questo è quello che noi percepiamo, umiliare un'istituzione, quale è il corpo della Polizia Penitenziaria. Potevano trovare sicuramente altre metodologie. In aggiunta a questo gridiamo come sempre che siamo stanchi di aspettare che qualche vertice del Dipartimento capisca le difficoltà in cui viviamo e che quindi prenda atto di questa situazione e porta i dovuti correttivi. Siamo stremati dalla fatica, non riusciamo più a starcene a casa serenamente perché siamo continuamente chiamati a dover operare all'interno del penitenziario. Insomma, una situazione che si aggrava di giorno in giorno. Ecco, essenzialmente sono queste le motivazioni per le quali oggi, anche oggi, siamo qui in piazza. Ecco, come diceva bene il collega, questa è un'iniziativa unitaria a sostegno e solidarietà dei colleghi di Santa Maria Capua Vetere dopo quello che è successo. Noi chiediamo a tutta l'Italia, alla politica e alle istituzioni di intervenire subito per l'emergenza carcere. Abbiamo trascorso nei precedenti mesi situazioni di gravi difficoltà con l'emergenza Covid. Il personale ha dato senso di responsabilità, si sono viste pubblicamente evasioni in quasi tutti gli istituti d'Italia. Abbiamo notato come la falla è uscita fuori, oggi non ci stiamo più perché abbiamo bisogno di sostegno e interventi urgenti e utili da parte della politica e delle istituzioni. Siamo qua per questo, speriamo che il prefetto ci riceva e manifesteremo a lui tutte le nostre dissolvenze. E affrontiamo la situazione di Agrigento, non solo Capua Vetere ma ad Agrigento, qual è la situazione? Allora, ad Agrigento la situazione è alquanto drammatica in quanto i colleghi non riescono ad usufruire dei riposi settimanali, anche perché avendo una carenza di organico di almeno 40 unità non si riesce ad usufruire dei riposi settimanali. Siamo stanchi comunque di venire sempre qui in piazza a dover manifestare le problematiche del nostro corpo. Siamo l'unico corpo a manifestare come sempre nelle piazze, infatti se voi andate a guardare altri TG siamo sempre solo noi della Polizia Penitenziaria e questo ti dà molto rammarico soprattutto per un corpo istituzionale come la Polizia Penitenziaria.